In provincia di Belluno stiamo vivendo in questo momento una situazione fortunatamente tranquilla all'interno della Lega e penso che questo sia anche dovuto a un senso di responsabilità interna del movimento. Nessuna lite, nessun contrasto all'interno del Carroccio bellunese. Le polemiche, i fischi e le urla di domenica a Pontida sono lontane dalla modalità operativa che il movimento si è responsabilmente dato in una provincia in cui si guarda uniti a un unico obiettivo. In un momento come quello attuale, specialmente per un territorio come il nostro, trovarsi a fare queste guerre interne, queste beghe inutili all'interno di un movimento politico che invece deve pensare al bene del territorio, penso sia del tutto inutile. Un momento di tranquillità, forse di profonda riflessione che stiamo vivendo da un mese all'interno del nostro movimento in questa provincia è utile anche per la battaglia che dovremo portare avanti per il futuro della maggiore autonomia per il nostro territorio, anche a favore delle nostre aziende. Il segretario provinciale della Lega analizza la situazione e risponde piccato a Bossi, che ha chiesto si facciano al più presto i congressi per tastare l'umore della base. Noi avremo il nostro congresso provinciale a novembre e penso che a novembre ci sarà il modo anche per confrontarci internamente. Lo è stato per 3 anni fa e lo sarà sicuramente anche a novembre. Per me i congressi non sono un problema, è ovvio che oggi i congressi vengono richiesti ad ogni occasione, mentre magari fino a 3, 4, 5 anni fa era quasi impossibile parlare di congressi. Questo è anche merito della nuova linea che sta portando avanti sia Tosi che Moroni di democrazia all'interno del nostro movimento. Per Vello i movimenti e i partiti, non solo la Lega, non devono mai perdere il senso più profondo e importante della politica, che è quello di essere al servizio del territorio e non tanto diventare club fra poche persone dove ci si ferma solamente alle lotte interne per dimenticarsi dei temi e degli obiettivi che un movimento politico deve avere. Usiamo una parola un po' più forte, possiamo dire che quella di oggi è una Lega più libera? È una Lega più responsabile e è una Lega che sta cercando sicuramente di ripulirsi da un passato non del tutto semplice.